abbiamo 3 basket di andata e di ritorno, di Serie C, di Serie D, abbiamo fatto Lignano, abbiamo fatto Pordenone, abbiamo fatto Grado, abbiamo fatto Gorizia, Cividale. Adesso San Giorgio di Nogaro, e di questa scelta sono molto contento, non perché io Lignano dovrò sempre ringraziare, perché in questi 4 anni sono stati meravigliosi, abbiamo aperto sempre lì la stagione, ma comunque è anche giusto portare la pallacanestro in giro, far vedere i nostri gioielli. Adesso faremo vedere gioielli diversi a San Giorgio di Nogaro, quindi andiamo sul territorio con i ragazzi del minibasket della Polisportiva Libertas che allieteranno tra una partita e l'altra gli intervalli di tempo, e invece avremo poi dopo il nostro campionato d'elite, perché la C2 è il nostro campionato principale della nostra regione. Vi ricordo che quest'estate con la GSA e come federazione abbiamo avuto siamo stati sposati in questo principio di portare in giro la nostra miglior pallacanestro. Abbiamo fatto un amichevole internazionale a Maniago, dove abbiamo inaugurato il nuovo palazzetto, e devo ringraziare il sindaco di Maniago, l'assessore e la presidente della FIP provinciale Zuccolo, perché hanno creduto, e anche Enzo Cainero, che è stato il cosiddetto imperatore, perché io lo chiamo così, che mi ha dato lui lo spunto per questa iniziativa che poi si è rivelata di successo. Siamo stati con la GSA a Rivignano nella serata degli Oscar della pallacanestro provinciale, abbiamo fatto un amichevole anche lì, quindi io devo ringraziare che questa nostra filosofia di andare in giro con la pallacanestro per il nostro territorio sia sposata anche dalle nostre squadre di vertice. Quest'anno abbiamo puntato forte sui dirigenti, ma quest'anno è l'anno veramente dei dirigenti. Sapete che abbiamo organizzato questo corso di 4 tappe, avevano partecipato più di 60 dirigenti locali, credo che sia stato sufficientemente formativo, e concede a questi 60 dirigenti di avere il tesserino per andare in panchina fino in Serie A, quindi un corso che Roma ci ha gratificato, lo ha definito di valore elevato, e quindi un dirigente non può solo andare in panchina in Serie C nelle categorie inferiori o giovanili, ma anche in Serie A. Chiudiamo questo corso proprio a San Giorgio di Nogaro, nella sala all'interno del palazzetto, nella giornata di sabato, con 2 interventi di grande prestigio. Il direttore amministrativo dell'Udinese Calcio, voi direte cosa c'entra, il dottor Alberto Rigotto, che ringrazio per la disponibilità, mi ha subito detto di sì, è bastata mezza telefonata, è un esperto dottore commercialista, esperto di tributi, fisco, soprattutto nelle società e nelle associazioni sportive dilettantistiche, quindi un apporto molto importante. Poi fra l'altro è consulente del CONI, quindi siamo assolutamente in una botte di ferro. Poi avremo il presidente avvocato Francesco Majorana, presidente di Spilimbergo, che è ex consigliere di Lega Nazionale Pallacanestro, che illustrerà questo nuovo progetto che si chiama LNP Servizi, una sorta di consorzio finalizzato a diminuire i costi per le società delle cosiddette minors, quindi non ovviamente le società di Serie A, le società per azioni, di capitali, eccetera, eccetera, ma quelle proprio che sono più attinenti al nostro mondo. È un progetto molto interessante e lo verrà a illustrare ai dirigenti locali. Abbiamo una nuova iniziativa che unisce l'aspetto culturale all'aspetto sportivo. Scherzavamo prima col sindaco a Digonars, si parlava di giocatori di pallacanestro come di calciatori, gente che magari ha poco tempo per studiare. In realtà noi vogliamo gratificare coloro i quali scrivono, buttano sulla carta stampata tra le pagine di un libro le loro emozioni di vita vissuta nel mondo della pallacanestro o a fianco del mondo della pallacanestro, quindi senza preclusioni. Sarà un premio che si chiama Il Basket Sopra le Righe, che andrà a toccare nel corso degli anni, un premio annuale, parte da San Giorgio di Nogaro, parte da questo weekend, andrà a toccare tesi di laurea, romanzi, scritti scientifici, scoop giornalistici, dossier, tutte cose di questo tipo. Iniziamo premiando una tesi di laurea, pensate un po', su un gesto, non sul nostro sport, su un gesto che è il tiro, la parte finale dell'azione. Il dottor Lanza, laureato in scienze motorie dell'Università di Udine, è stato così scelto per iniziare con questo piccolo presente, con questo piccolo riconoscimento, peraltro sposato dalla Credi Friuli, che ringrazio fin da ora per averci appoggiato in questa iniziativa. Al di là di queste cose che sono le più luminose, ci saranno tutta una serie di riunioni durante le partite, ci sarà la premiazione dei 22 anni di carriera come all'ufficio designazione di Paolo Sissot, una cosa a cui tengo molto, un nostro collaboratore fedelissimo, e tanto altro. Dopo
la reciproca soddisfazione nostra e della federazione nell'organizzare l'evento di giugno del Final Four di promozione. Abbiamo accolto con piacere la proposta della FIP regionale dell'avvocato Adami di organizzare anche il Basket Day di andata per la Serie C Silver, perché ovviamente è un evento a livello regionale che porterà al Palazzetto di San Giorgio, diciamo, tutto il mondo della pallacanestro friulana, e quindi è un'occasione irripetibile per noi. E l'organizzazione appunto sarà sui 2 giorni, su sabato 3 e domenica 4, e noi come Libertas Gonars organizzeremo tutta la questione logistica dell'evento, quindi avremo la gestione interna del palazzetto, quindi coinvolgeremo i ragazzini per la pulizia del campo e tutte le necessità delle squadre, e poi la parte, diciamo, esterna, dove avremo il chiosco e tutte le strutture per il pubblico e per le squadre se vorranno fermarsi un attimo in compagnia. E dobbiamo ringraziare anche la collaborazione della Pallacanestro San Giorgina, che ci dà una mano, è una società che collabora con noi ormai da diversi anni. A Span sono coinvolte una ventina di dirigenti e diciamo tutte le nostre scuole giovanili, quindi possiamo dire nei 2 giorni un centinaio di nostri tesserati giovanili. Al chiosco ripeteremo l'esperienza appunto di giugno, quindi avremo tutte le bevande, tutte le spine della birra e le grigliate, panini e tutto e quant'altro. Speriamo un giorno di arrivare a giocarcelo anche un Basket Day. Ovviamente il percorso sarà lungo, ma appena avremo anche la possibilità di avere un palazzetto, e lì stiamo collaborando con l'amministrazione per averlo, sfrutteremo anche queste possibilità. E noi abbiamo la solita squadra in promozione che è ormai 5 anni che arriva in semifinale e perde, quindi la squadra è ancora una volta competitiva e quindi speriamo di fare meglio. Le giovanili stanno andando molto bene, abbiamo vinto l'anno scorso il titolo Under 17 Elite, abbiamo vinto il titolo provinciale Under 14, quindi al di là dei risultati vediamo che i ragazzi vengono contenti in palestra, e questo è sicuramente il primo risultato importante. È un impegno che ci siamo presi, ci sono i finanziamenti, ci sono la bozza del progetto, e noi speriamo di concluderlo entro la fine di questo mandato elettorale, e se non sarà per i primi anni del prossimo. La Libertas merita questo palazzetto proprio per la sua attività nei confronti della popolazione, nei confronti dei 600 ragazzi che segue. Io ho fatto credo un mese di pallacanestro nella mia vita, poi sono stato mandato via perché non ero bravissimo e mi sono dedicato alla pallavolo, ma poi gli studi mi hanno completamente tolto dall'attività sportiva. Cosa che secondo me non è stata una scelta correttissima, e io spero che molte persone che fanno sport continuino a studiare, continuino ad impegnarsi, perché il connubio, diciamo, fra attività fisica e studio, secondo noi, secondo tutti credo, sia il massimo per una persona, per la completezza di una persona. E tutti i ragazzi che fanno sport lo devono fare appassionatamente, lo devono fare seguendo le regole. Lo sport non è solo attività fisica, è educazione, rispetto nei confronti dell'avversario, che non deve essere un nemico, e lo sport dovrà creare insieme alla scuola i migliori cittadini di domani.